Tommaso Giovannelli, gara importante, soprattutto insomma, il debutto nel gol in Serie A1 è emozionante. Dici delle tue sensazioni? No, sì, l'emozione di fare gol in Serie A credo ripaghi tutti i sacrifici fatti fino ad ora in allenamento con i compagni, poi la gioia di farlo insieme a dei compagni che ti hanno sostenuto tutto l'anno lungo il percorso di crescita è un'emozione unica che ne vale la pena, diciamo, dopo tutti gli sforzi fatti. È stata una partita all'inizio anche un po' difficile, no? Analizziamola un attimo, come l'hai visto te, questo primo tempo un po' complicato? Sì, specialmente nella fase realizzativa abbiamo trovato qualche intoppo, colpevole anche un grande portiere del Sandrigo, ma sapevamo a cosa andavamo incontro, non abbiamo sottovalutato certamente la partita perché ogni avversario va rispettato in egual modo e credo che nonostante questo 2-1 nel primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo gestito la partita e nel secondo tempo abbiamo avuto, diciamo, quello sguizzo in più di segnare qualche rete. Ora ti dico quelle che sono le sensazioni che abbiamo vissuto lassù, no? C'è stato un momento in cui è entrato Giovannelli e le palline orbitavano tutte per cercare di far segnare Giovannelli, che poi in realtà il gol è arrivato su un'azione importante, insomma, non è stata un regalo, ecco. Sì, diciamo che i miei compagni si sono sforzati, mi hanno concesso qualche pallina di più e è andata bene, avendo fatto gol, sensazione unica, ma c'è da ringraziare molto anche loro per aver creduto in me in certe situazioni. Bene, io ti ringrazio Tommaso, speriamo che sia il primo di una lunga serie. Speriamo, grazie, buona serata.